Immagina di essere un gran maestro e ti ricordo che di gran maestri al mondo ce ne sono meno di 2000, quindi sono una rarità. E immagina che dopo tutti i tuoi sforzi, tutti i tuoi impegni, ore di studio, giornate, mesi, anni di studio sulla scacchiera, di venire spazzato via in un torneo a tempo lungo in 18 mosse. Benvenuti amici di Matto Scacco. Oggi vediamo questa partita giocata col bianco tra Keimer e con il nero Prugers, spero di averlo pronunciato bene, all'interno dell'European Chess Club Cup, il torneo a squadre. Giocato dove tra l'altro sta giocando anche Carlsen, ieri ha fatto una bella vittoria, ma io ritengo più appassionante vedere insieme oggi questa partita. Quindi grande maestro 2700 punti col bianco, grande maestro col nero 2540, e vedremo come in questa partita anche un grande maestro, che ripetiamo essere un giocatore la massima categoria raggiungibile, un'esperienza incredibile, in grado di giocare mosse anche da bendato, talvolta anche loro possono avere delle defiance, e andiamo a vedere. Cavallo F3, D5 e G6 e 6, alfiere G2, cavallo F6, un'apertura molto insolita per il bianco, soprattutto a questi livelli e soprattutto giocando poi a tempo ragionato, perché non è che stiamo giocando una blitz. C5 per prendere spazio, C4 invitando il nero ad avanzare, ed è proprio così che va la posizione. D4, D3, e ora sicuramente si è liberata la diagonale per questo alfiere, ma io penso anche che si possa giocare in stile Benoni, no? Alfiere di 2 per supportare prima o poi la spinta B4, quindi alfiere di 2, cavallo A3, cavallo C2, A3, B4, qui il bianco può giocare veramente in stile Benoni. Ma la partita continua con cavallo C6, E3, questa mossa mi ha sorpreso, la partita prosegue con alfiere 7. Interessante provare a analizzare che cosa sarebbe potuto accadere dopo una cattura di questo tipo. Dopo una cattura di questo tipo è interessante F per E3. È vero che questo pedone è debole, ma è anche vero che su una mossa magari tranquilla del nero possono arrivare avanzati di questo tipo, e dopo cattura sinceramente questo centro del bianco a me non dispiace affatto. Ma ritorniamo invece alla realtà. La realtà è che il nero appunto non decide di catturare, ma gioca alfiere 7, segue E per D4, C per D4 e adesso torre 1, uno sviluppo diciamo standard di questa torre del re. Arrocco corto, e ora arriva cavallo A3. Cavallo A3, come dicevamo, con la possibilità di giocare cavallo C2, iniziando a creare pressione su questo pedone avanzato, e ovviamente anche poi per permettersi poi di espandersi a 3, B4 e prendere spazio sull'ala di donna. Torre in E8, arriva alfiere F4. Questa mossa è molto importante perché nel momento in cui il nero riesce a giocare una mossa come alfiere F8 e quindi consente poi permette poi la spinta del pedone 5, il pedone 5 sorregge il pedone avanzato di 4, diventa un po' difficile per il bianco da gestire. Quindi alfiere F4, il bianco sta cercando di giocare con tutti i suoi pezzi per controllare la casa centrale in E5. Arriva poi alfiere in B4, prendendo il tempo sulla torre, torre in E2, e adesso la mossa corretta da giocare era alfiere per A3. Questo cavallo era troppo forte, invece in partita il nero non se la sente di dare quel suo forte alfiere, l'unico alfiere che sta giocando, perché l'alfiere C8 non sta giocando, e gioca alfiere F8. Il problema è che questo cavallo fra poco si farà sentire, e anziché arrivare cavallo C2, arriva cavallo B5 con la stessa identica idea di creare pressione qui, ma soprattutto su C7. La coordinazione tipica dell'alfiere cavallo sul punto come C7 o F7 inizia a farsi sentire. A questo punto come ci si deve difendere? Qui c'è una difesa corretta, per quanto brutta possa essere la prima soluzione del motore, che è torre 7. Torre 7 avrebbe tenuto tutto questo, ma in partita il nero fa una mossa probabilmente più umana, che è cavallo in H5. L'idea è, ok, tu puoi anche venire in C7, però attenzione che perdi
l'alfiere, e se poi non mi ricatturi subito io prendo la torre con scacco e insomma la situazione si fa interessante. Motivo per cui il bianco deve prendere provvedimenti subito con l'alfiere, non può andare col cavallo in C7, arriva alfiere C7. Attenzione che la donna inizia ad avere poche case dove muoversi. Donna di 7, cavallo in E5. La donna non ha praticamente case, è costretto il nero a catturare con il cavallo e arriva alfiere per E5. Si ripropone ancora una volta il possibile attacco doppio del cavallo su C7. E ora arriva F6. Su F6 bisogna prendere una decisione molto, molto pratica. Qui a Keimer sfugge la soluzione data dal motore, che era torre 4, con l'idea di aprire la diagonale alla donna, e dopo una cattura di questo tipo ci sono varie possibilità per il bianco. Questa possibilità di portare la torre qui ad attaccare, lasciare quindi lo spazio anche per l'alfiere per attaccare. Questa secondo il motore era migliore, ma in partita viene giocata cavallo C7. È arrivato ora l'attacco doppio. A questo punto voglio un attimo ruotare la scacchiera. Lo so che non è mai bello ruotare la scacchiera all'improvviso, ma voglio farti immedesimare per un attimo nei panni del nero. Allora, qui il nero ha 2 torri sotto, è probabile che una delle 2 cadrà. Quale soluzione difensiva decidi di adottare? Sacrifichi la donna sul cavallo? Sposti questa torre da qualche parte? Sposti questa torre da qualche parte? Catturi questo alfiere, ti lasci prendere una torre? Pensaci un attimino, metti in pausa il video e cerca di dare la soluzione che cerca un pochettino di limitare i danni. Pensaci un attimo. Ok, ovviamente spostare questa torre servirebbe a poco, perché il nero perderebbe secca una torre. È vero che dopo arriva questa, ed è vero che questo cavallo deve vedere un pochettino come fare per uscire, ma arriva torre per E5 e quindi il bianco guadagna ancora qualche tempo. Torniamo a noi, e quindi spostare questa torre forse non è la soluzione, la vedrei come una perdita di tempo. Spostare questa torre, non so probabilmente se è la soluzione migliore, perché sposti la torre, però la torre sotto a raggi X dell'alfiere, e ci sono sempre tante possibilità. Il cavallo può catturare qui, posso catturare qui, se mi catturi qui, cattura qui, torre qui, insomma è difficile da gestire la situazione. Probabilmente quella più umana e la meno peggio forse è questa cattura, no? Poiché se tu poi vai a catturare qui, ok, è vero che hai la qualità, ma è anche vero appunto che questo alfiere farà fatica un pochettino questo cavallo farà fatica un pochettino ad uscire, quindi penso che la partita possa continuare magari con un B6, alfiere B7, e prima o poi questo cavallo cadrà. Però in partita ti faccio vedere che va diversamente. Ritorniamo a noi, rimettiamoci nei panni del bianco, e il nero decide di giocare come scelta difensiva a torre B8, la peggiore purtroppo. Tra tutte le soluzioni difensive è la peggiore. Qui c'è stato un errore di calcolo. Che cos'è che ha calcolato qui male il nero? Ha calcolato che su questa io posso andare a catturarti l'alfiere. Il problema di una mossa di questo tipo è che purtroppo ora il bianco ha questa, e questo cavallo è perso. Qui non può andare, qui non può andare, e se va nella casella di ritirata F6 permette al bianco di, tra virgolette, salvare questo cavallo con lo scambio, e alla fine di un'operazione di questo tipo addirittura adesso c'è anche torre per 6, così se la donna cattura arriva alfiere. Comunque alla fine di un'operazione di questo tipo la situazione è sfuggita di mano al nero, che ha tutti i pezzi in ottava traversa. È vero che ha la coppia degli alfieri, ma la posizione è praticamente persa. Quindi ciò che era sfuggito al grande maestro col nero è che purtroppo questa soluzione non funziona per via di torre 5, che alla fine, se vogliamo, da calcolare si tratta di un 2-3 mosse, cosa assolutamente semplice da calcolare, ma ripeto, sono fortunatamente esseri umani anche loro, hanno delle emozioni,
e ogni tanto magari fanno anche qualche svista e sbagliano qualche calcolo. Ci sta, però veramente, poi sapendo di giocare contro uno dei migliori giocatori al mondo di scacchi, probabilmente la pressione si fa sentire. Speriamo che il giocatore olandese, se non mi sbaglio qual è la bandiera olandese, riuscirà a rifarsi nelle prossime partite. Noi ci vediamo sempre qui su Matto Scacco, alla prossima. Ciao!